Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Condannato a 5 anni per associazione mafiosa il boss Giuseppe Guttadauro, ex medico all'ospedale civico, già coinvolto nell'inchiesta sulle talpe alla DDA, 8 anni al figlio. Il ponte costerà 13 miliardi e mezzo. Il sottosegretario Rixi blinda i numeri del progetto, aumentato in 10 anni di circa 5 miliardi a causa della crescita dei prezzi dei materiali e dell'aggiornamento del contratto. Il decreto, approvato dalle commissioni Trasporti e Ambiente, domani arriva in aula. Una palestra per ogni scuola. Il ministro per lo sport Andrea Bodi a Catania nella prima tappa della sua visita in Sicilia. Ai nostri microfoni l'analisi a tutto tondo sul riscatto calcistico del Sud, i problemi infrastrutturali nelle scuole e negli stadi e la condanna del razzismo. I flussi turistici da regolare. Le isole minori e le mete più gettonate in Sicilia studiano contromisure contro il fenomeno dell'overtourism e troppi turisti concentrati in pochi giorni. Mancano i pediatri, insufficienti gli specialisti negli studi e negli ospedali, superata la soglia massima di 800 pazienti in città come Catania e Palermo. Per i sindacati la situazione è destinata a peggiorare. Calcio, persa la seconda partita stagionale nell'ultima di campionato a Trapani. Il Catania si concentra sulla pool scudetto, primo avversario il Sorrento. Negli altri sport, squadre siciliane protagoniste tra finali scudetto e spareggi promozione. Buonasera, nuova condanna per Giuseppe Guttadauro, il medico dell'ospedale civico di Palermo accusato di mafia. Il gruppo di Palermo l'ha inflitta al culmine dell'inchiesta bis sugli affari del boss, condannato anche il figlio al quale Guttadauro, senza sapere di essere intercettato, faceva lezioni di cultura mafiosa. Sentiamo Maglio Viola. 5 anni di carcere da scontare al termine di un'altra condanna già in corso di applicazione. Il GUP di Palermo li ha inflitti con il rito abbreviato al presunto boss Giuseppe Guttadauro, detto il dottore perché già medico dell'ospedale civico. Altri 8 anni invece la condanna combinata al figlio di quest'ultimo. Per entrambi l'accusa era di associazione mafiosa. L'inchiesta è un prosieguo di quella sulle talpe della DDA. Ti devi evolvere, hai capito? Il problema è rimanere con quella testa ma con l'evoluzione. Così, non sapendo di essere intercettato, il boss dava lezioni di mafia al figlio Mario Carlo. Le conversazioni dei due emersero nel corso dell'indagine del 2022 della procura che portò all'arresto di entrambi. L'inchiesta svelò gli affari del capomafia che, scarcerato nel 2012 e trasferitosi a Roma, non aveva mai reciso i suoi legami con Cosa Nostra e continuava a fare affari illeciti. Già nel 2001 Guttadauro era stato coinvolto nell'indagine denominata Talpe della DDA. L'inchiesta rivelò, proprio partendo dagli accertamenti sul medico, una rete di informatori che davano notizie riservate su indagini in corso, tra l'altro all'imprenditore mafioso Michele Aiello e allo stesso Guttadauro. Emerse anche il nome del presidente della regione, allora Salvatore Cuffaro, oggi riabilitato dopo aver scontato la sua condanna. Dopo una prima scarcerazione nel 2012, Guttadauro finisce al centro di un'altra inchiesta e con essa di nuove intercettazioni ed un nuovo arresto. Dopo l'ultimo arresto gli furono concessi domiciliari per motivi di salute, che gli vennero poi sostituiti nuovamente con il carcere per le ripetute violazioni commesse. Cambiamo argomento. Il costo del ponte sullo Stretto è lievitato in 10 anni di circa 5 miliardi, lo dice il sottosegretario ai trasporti Rixi, che annuncia lo stop ai rincari. Oggi il decreto è stato approvato dalle commissioni Trasporti e Ambiente e andrà in aula domani, dove le opposizioni annunciano attacco. Sentiamo Francesco Triolo. Il costo del ponte sullo Stretto è salito in 12 anni di 5 miliardi di euro. Nel 2011 servivano 8 miliardi e mezzo, adesso 13 miliardi e mezzo. Questo a causa dell'aumento dei prezzi dei materiali. La stima è stata fatta dal sottosegretario ai trasporti Edoardo Rixi, intervenendo sul ponte sullo Stretto alle commissioni riunite Trasporti e Ambiente della Camera. Rixi ha voluto fare chiarezza. I rincari sono dovuti al fatto che fino al 2021 è stato utilizzato l'indice Istat
dopo c'è stato un aumento delle materie prime e quindi è stato fatto basandosi su una media degli appalti di RFI, visto che è un'opera ferroviaria e le ferrovie sono aumentate più di altre opere, ha detto Rixi. Negli ultimi 2 anni infatti alcuni sono aumentati oltre il 40% e bisognava misurare i costi per evitare extra profitti per un'azienda che ha vinto l'appalto nel 2012, ha aggiunto. Nell'ottica di evitare aumenti smisurati di prezzi e difficili da gestire, Rixi ha detto che l'obiettivo è quello di blindare la situazione in modo da evitare in futuro aumenti esponenziali di quelle che possono essere i rincari. L'emendamento sul caro materiale è stato accantonato in attesa della riformulazione definitiva da parte del Ministero dell'Economia e Finanza, che sta cercando il giusto punto di equilibrio. Per quanto riguarda il progetto, il sottosegretario ha spiegato che si tratta di quello del 2011, ma tecnologicamente evoluto, e parlando della differenza di prezzi ancora dal 2011 ad oggi, Rixi ha ricordato come moltissimi materiali nel tempo sono cambiati. Insomma, cambierebbero i materiali più moderni, ma non il progetto. E veniamo adesso alla visita in Sicilia, una breve visita del Ministro per lo Sport Andrea Abodi, che stamattina ha visitato una scuola a Canalicchio, a Catania. È stata l'occasione per parlare a 360 gradi di sport e dei problemi legati al mondo dello sport, infrastrutture e di progetti. Sentiamo Natale Bruno. Ministro, il Napoli che vince lo scudetto, il Frosinone approda in Serie A, il Catania torna tra i professionisti. C'è un riscatto del Sud? Ma nel calcio e nello sport in generale bisogna prendere sconfitte e vittorie con una certa filosofia. Sono segnali incoraggianti, ma non è una tendenza consolidata, quindi comunque i tifosi fanno bene a gioire, le comunità fanno bene a festeggiare, le amministrazioni sicuramente continueranno a lavorare. Prendiamo queste vittorie come segnali di buon auspicio, di un impegno che si deve rinnovare ulteriormente con piena collaborazione, anche il governo fa la sua parte. Senta, c'è un Sud un po' arretrato dal punto di vista delle infrastrutture, questa oggi è una scuola con 6 plessi che non c'ha una palestra, bisogna fare anche un po' tanto per il Sud. Il sogno è evidente, è quello di immaginare ogni scuola una palestra. Qui dobbiamo accontentarci per ora di avere una palestra o meglio un impianto sportivo per 6 scuole e non è un caso che abbia chiesto proprio di poter andare a vedere almeno una scuola che non ce l'abbia, non abbia niente, perché il senso appunto di questa mia trasferta a Catania è poter dare un contributo perché le cose migliorino anche qui e soprattutto migliorino nelle scuole. Vale a Catania ma vale in tutta Italia. Senta, Palermo è stato escluso dagli europei perché c'è uno stadio vetusto, bisogna anche in quel senso intervenire. Ma intanto Palermo è stata esclusa, ma comunque farà parte del lavoro che stiamo facendo per gli europei, perché potrebbe nel frattempo da qui al 2032 cambiare la formula e quindi passare da 24 a 32 squadre. Potrebbe esserci qualche problema in un altro stadio e quindi porteremo con noi la progettualità di Palermo e del Palermo Calcio, tanto più con questa nuova proprietà che insieme all'amministrazione ha voglia di modernizzare lo stadio. Senta, ieri ancora tifi razziali negli stadi, atto da condannare e da cercare i responsabili. Beh, quello sì, e sicuramente lo stanno facendo le autorità preposte per la sicurezza e l'ordine pubblico. Io mi sono espresso perché penso che ogni volta, a costo di sembrare ripetitivi, ma se è ripetitivo il razzismo, noi dobbiamo essere sempre presenti in modo tempestivo, inequivocabile, perché il nostro obiettivo è quello di uno stadio civile dove le famiglie, i bambini, le persone normali, uomini e donne possono andare senza dover convivere con fenomeni di sottocultura che hanno nel razzismo, nell'antisemitismo un'espressione insopportabile. Senta, faccio una domanda leggera, ha mangiato la granita, che gusto era, come l'ha trovata? È una cosa meravigliosa. E la visita del Ministro è continuata nel pomeriggio quando ha incontrato il presidente del Catania Ross Pelligri. Insieme hanno preso parte all'inaugurazione della scuola calcio nel quartiere Angeli Custodi a Catania. In rappresentanza della società rossazzurra c'erano anche il difensore Rapisardi, il responsabile del settore giovanile Orazio Russo e l'amministratore delegato Pelligra Italia Holding Giovanni Caniglia. Abodi e Pelligra hanno poi dato il simbolico calcio d'inizio al torneo di calcio organizzato per l'occasione. Il Ministro ha anche partecipato per qualche istante alla partitella con i bambini del quartiere, come vedete in queste immagini.
Ed è in corso, andiamo a Lampedusa, con diversi mezzi il piano di trasferimento dei migranti dall'isola, dove sono attesi nei prossimi giorni ulteriori e imponenti flussi migratori. Sentiamo Adelaide Barbagallo. 300 sono stati già imbarcati sul traghetto di linea in direzione Porto Empedocle per poi lasciare la Sicilia e raggiungere quasi tutti altre regioni. Per gli altri trasferimenti sono previsti 3 voli militari e nave Dattilo. A Lampedusa si attendono grandi flussi migratori, ora che è certo che si è riaperta l'illegale rotta libica. La conferma arriva dagli ultimi arrivi dal tipo di imbarcazioni utilizzate dai trafficanti di uomini. Grandi barconi sui quali vengono sistemate centinaia di persone. Dalla Tunisia i migranti arrivano invece a piccoli gruppi con barchini di metallo che faticano a stare a galla. Il piano di svuotamento sta avvenendo con il coordinamento del commissario per l'emergenza immigrazione Valerio Valenti, il prefetto di Agrigento, e con il supporto della Difesa, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Si va intanto verso un cambio strutturale dell'intera gestione dell'hotspot di Lampedusa, sinora affidata alla cooperativa Badia Grande, alla quale la prefettura ha contestato diverse irregolarità. Arriverà al suo posto la Croce Rossa. È stato studiato al contempo un piano che il questore di Agrigento, Emiliano Riciferi, definisce dei vasi comunicanti. Ma a breve, attraverso la predisposizione di nuove misure organizzative di carattere eccezionale, potremo raggiungere la quota di oltre 1000 migranti in 24 ore e spingerci fino a 1400 migranti identificati in un giorno. Questo obiettivo ci consente di poter alimentare la complessa macchina organizzativa che il Dipartimento delle Libertà Civili, unitamente al Commissario straordinario per l'emergenza migranti e alla Prefettura di Agrigento, ha messo in atto. Ci consentiranno di poter trasferire nell'arco di poche ore i migranti sbarcati presso l'isola di Lampedusa ad altre destinazioni. Saranno utilizzate navi militari di linea, altre verranno noleggiate e saranno impiegati anche degli aerei. 4 telefoni cellulari sono stati fatti arrivare a detenuti del carcere Pagliarelli di Palermo grazie ad un drone. Gli agenti di polizia penitenziaria hanno notato il drone fermarsi nei pressi di una finestra dove erano rinchiusi detenuti per mafia e camorra. Dopo il controllo nelle celle sono stati trovati nascosti nel water e avvolti dal cellofan 4 cellulari perfettamente funzionanti. Nelle settimane scorse un'analoga vicenda era stata scoperta nel carcere di Trapani. Parliamo adesso dell'altro volto del turismo, si chiama Overtourism e parla di masse di viaggiatori che visitano le località più conosciute in pochissimo tempo. In Sicilia, fra le mete da proteggere, ci sono Taormina, le isole minori come le isole Eolie e anche Cefalù. Giusy Lazzara. L'altro volto del turismo si chiama overtourism, le eccessive concentrazioni di viaggiatori in uno stesso luogo per poco tempo. Croce delizia per le località più conosciute, invase pacificamente da migliaia di vacanzieri, ma sono soprattutto i piccoli centri che fanno i conti con l'arrivo giornaliero del turismo mordi e fuggi e di quello croceristico. In Sicilia, Taormina, le isole Eolie nel periodo di alta stagione, Cefalù sono le mete più gettonate, per questo da proteggere. Se immaginiamo ad esempio isole come Panarea e Stromboli, che in alcuni periodi dell'anno, soprattutto nel mese di agosto, hanno lo sbarco di diverse mini crociere concentrate più o meno negli stessi orari, allora in quel caso un numero importante di escursionisti si somma a quelli stanziali, ai turisti che in quel momento sono sull'isola, e allora quello crea un problema di overtourism e viene percepito negativamente tanto dai residenti quanto dai turisti che in quel momento soggiornano sull'isola. Così sempre più viaggiatori cercano luoghi meno battuti e intensificare i controlli e le regole sono una necessità per non snaturare ecosistemi fragili o cambiare il volto delle città. La destagionalizzazione è l'obiettivo a cui stanno lavorando tour operator e enti per contrastare il fenomeno dell'overtourism. L'obiettivo è sicuramente quello di puntare a flussi turistici che possano provenire dall'estero, perché sappiamo prediligere anche altri mesi dell'anno, però allo stesso tempo bisogna non solo incidere sulla domanda ma anche sull'offerta, perché se l'offerta poi non è adeguata
anche nei mesi diciamo cosiddetti di bassa stagione è chiaro che poi abbiamo delle difficoltà ad attrarre questo genere di turisti. Si pone la necessità di trovare dunque un equilibrio tra la tutela del territorio e il tessuto economico. Così, per cercare di arginare l'impatto, le piccole isole, da Procida a Lampedusa, hanno deciso di vietare lo sbarco dei mezzi di trasporto ai non residenti. In Sicilia, come d'altra parte nel resto d'Italia, mancano i pediatri, molti sono andati in pensione e non sono stati sostituiti. La situazione, denunciano i sindacati, è destinata ad aggravarsi nei prossimi anni. Adelaide Barbagallo. I pediatri dell'ospedale di Caltagirone hanno lanciato un appello ai colleghi di Catania: non riusciamo ad andare avanti, siamo pochi, venite a lavorare da noi. Ma il problema è diffuso e pure di difficile soluzione. In Sicilia, come nel resto d'Italia, mancano pediatri, non solo quelli che lavorano nei reparti, mancano anche i pediatri di base. Quelli che ci sono hanno un numero elevato di piccoli pazienti da assistere. In Sicilia la media per ogni pediatra è di 792, la soglia massima è di 800, che viene abbondantemente superata in città come Catania e Palermo. Al Garibaldinesima l'hospice pediatrico non riesce ad accogliere i piccoli pazienti con gravi patologie e chiede solidarietà e posti letto alla pediatria. La situazione è preoccupante e destinata a peggiorare, spiega il primario, il dottor Antonio Palermo, che è anche segretario regionale del sindacato ANAO. Tra 2 anni si stima che mancheranno in tutta Italia 3.000 pediatri. In pratica cosa è successo? Che l'ingresso alle scuole di specializzazione è stato fino a 1 o 2 anni fa molto ridotto e non si è tenuto conto per tempo del numero dei previsti pensionamenti che sarebbero di lì a poco successi. Sappiamo che da qua al 2025 un numero molto elevato di pediatri andrà in pensione perché ha raggiunto i limiti di età e quindi questo gap che ci troveremo a coprire e a colmare per noi sarà impossibile. I genitori dei bimbi lamentano mancanza di risposte da parte delle ASL, pediatri con numeri esorbitanti di assistiti, sino all'impossibilità di esercitare il diritto di iscrivere i propri figli al pediatra di famiglia. Ma la qualità del rapporto medico-paziente purtroppo, quando uno ha lo studio molto affollato, o il pronto soccorso, perché poi la gente che va nei pronto soccorso, i pronto soccorso pediatrici sono super affollati e quindi si creano quelle situazioni anche di nervosismo che l'utenza ha anche ragione, perché l'utenza non sa perché non ci sono medici, perché non c'è personale. Sino al compimento del 6° anno di età i bambini devono essere assistiti per legge da un pediatra di libera scelta, mentre tra i 6 e i 14 anni i genitori possono scegliere tra pediatra di libera scelta e il medico di medicina generale. Per ovviare alla penuria di pediatri c'è una legge che consente agli specializzandi di svolgere attività nelle strutture sanitarie se affiancati da un tutore, ma anche questo non basta. Un autoarticolato che viaggiava sulla tangenziale di Messina ha preso fuoco poco dopo le ore 14 all'altezza del viadotto Ritiro. L'uomo alla guida del mezzo è riuscito a mettere in salvo il rimorchio sganciandolo dalla motrice prima dell'arrivo sul posto delle squadre dei pompieri che hanno provveduto, come vedete, allo spegnimento delle fiamme. Il conducente, che ha riportato ustioni, è stato soccorso dal personale del 118. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Di nuovo in studio a Messina, niente più isola pedonale sul viale San Martino, lo ha deciso il sindaco attirandosi le critiche dei cittadini, resta però nel weekend, ci racconta tutto Francesco Triolo. Un passo indietro, scandito dalle polemiche. A Messina l'isola pedonale nel centralissimo viale San Martino, voluta nel periodo natalizio e poi prorogata a furor di popolo, va in archivio per decisione del sindaco Basile dopo le pressioni dei commercianti, ma tra il malcontento dei cittadini. Perché quello spazio libero dalle auto era piaciuto a tutti, grazie anche a diverse iniziative che erano state approntate per renderlo vivibile. Ma le proteste di chi lì alle attività ha fatto compiere una marcia indietro che non è piaciuta a tanti e per molti messinesi oggi la decisione del sindaco Basile è stato un autogol. L'isola pedonale esiste in ogni città, quasi in ogni città, perché a Messina no, dato che l'avevamo già ottenuta? Tutte le città hanno le isole pedonali, non capisco perché Messina non accetta questa realtà.
Cioè mi piace essere libero senza guardarmi attorno a sinistra, per me va bene. Tutte le altre città funzionano tutti i giorni, quindi secondo me è sbagliato. Nell'ordinanza entrata in vigore oggi si è deciso di mantenere l'isola solo nel weekend. Basile ha definito la sua decisione non un passo indietro ma di lato per sperimentare se una chiusura a tempo possa essere più o meno gradita alla città. La sfida però sarà quella di garantire la viabilità sradicando un malcostume perenne dei messinesi. Siccome noi siamo abituati che vogliamo il negozio, la prima sono io che mi parcheggio e voglio entrare, dobbiamo togliere anche questa abitudine. Cioè si deve passare ma solo per passare, non per parcheggiare. Là dipende sempre dal senso civico di ogni persona, io parto da questo presupposto. Ecco. Ci sono i messinesi, già l'ho detto, per fare 2 metri a piedi si sentono male. Cioè se devono andare a comprare una cosa gli faremo uno scivolo per entrare nel negozio con la macchina, tipo drive-in, loro entrerebbero. Come se non bastasse già quello sul ponte, a Messina quindi si prepara a tornare in auge il dibattito isola sì, isola no, che ha caratterizzato gli ultimi 20 anni. Il liceo scientifico Galileo Galilei, uno degli 8 istituti finalisti della 7ª edizione del concorso nazionale Mad for Science, Pazzi per la Scienza, che il 24 maggio a Torino si contenderanno il montepremi da investire nel proprio laboratorio di scienze. Sentiamo Emanuela Corsi. Si chiamano Francesco, Simone, Noemi, Samuele e ancora Simone. Hanno un'età compresa tra i 17 e i 18 anni. Sono i 5 studenti del liceo scientifico catanese Galileo Galilei che rappresenteranno la Sicilia alla finalissima di Mad for Science con la loro ricerca. I giovani scienziati catanesi, accompagnati da 2 docenti, hanno proposto uno studio sull'arancia rossa, scoprendo un nuovo metodo naturale di conservazione di questo prodotto tipico del territorio, senza ricorrere a sostanze chimiche. Il risultato è stato sorprendente. In collaborazione con il Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimentazione dell'Università di Catania hanno scoperto dei competitori naturali, dei lieviti dopo una lunga serie di esperimenti, quindi hanno formulato delle ipotesi e hanno ottenuto delle verifiche in laboratorio. Siamo nel campo dell'agricoltura biologica. La sfida di quest'anno del concorso nazionale che si terrà a Torino è dedicata al tema le biotecnologie verdi, blu e grigie per la salute delle persone e dell'ambiente e vedrà 8 istituti contendersi un montepremi complessivo di 200.000 euro da investire nel proprio laboratorio. Al primo andranno 75.000 euro. Il progetto prevede il rinnovo del nostro laboratorio e nascerà un biolaboratorio dove i ragazzi praticamente già a partire dal 3° anno potranno effettuare proprio ricerca, potranno fare ricerca universitaria. Ma sentiamo i protagonisti di questo studio. La ricerca è nata da iniziativa del nostro professore e da un problema in realtà che affligge tutti gli italiani ogni giorno ed è quello degli sprechi alimentari. Abbiamo lavorato tanto sia per la presentazione sia per l'effettivo progetto. Io ho curato sia la parte tecnica che la parte scientifica. Quello che mi ha maggiormente colpito di questo progetto è il fine ecosostenibile. Ci ha permesso comunque di lavorare in un laboratorio nuovo con tecnologie diverse. Un risultato che riempie d'orgoglio il dirigente della scuola. Sono fiero intanto come preside di questo liceo perché è la prova provata, l'ennesima riprova del fatto che il servizio scolastico che noi eroghiamo ai nostri giovani è di alta qualità e quindi questo è merito dei professori ma anche dei ragazzi, delle famiglie. Le ricerche delle 8 scuole selezionate per la finale del concorso saranno esaminate da una giuria qualificata. Il verdetto il 24 maggio. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Ed eccoci allo sport, il calcio, il Catania perde la seconda partita in un campionato dominato, al provinciale si impone il Trapani col punteggio di 1-0, Granata ai play-off, rossazzurri con la testa alla pool scudetto, il primo avversario sarà il Sorrento. Sentiamo Marco Carli.
Il gol del trapanese Catania all'8° minuto vale come uno sgambetto per il Catania, ma anche come un avvertimento in vista della Pool Scudetto. L'approccio molle avuto con i Granata va evitato, anche se va detto che al provinciale gli etnei, in un secondo tempo abbastanza confuso ma arrembante, avrebbero meritato il pari, anche in virtù di decisioni cervellotiche di arbitri assistenti che, in mezzo a una partita non condotta con linearità nella gestione dei cartellini, privano gli etnei di un gol, quello di Rapisarda, annullato per fuorigioco di Sarao, apparso in posizione non tale da danneggiare il portiere, e probabilmente anche di 2 rigori nel finale. Il Trapani esulta, conquista i play-off e saluta al meglio il nuovo proprietario Antonini. Pelligra assiste alla sconfitta dalla tribuna, adesso testa alla Pool Scudetto. Sono contento perché alla fine io penso che la prestazione ci sia stata, sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa, perché se perdi qualcosa abbiamo sbagliato, però va bene così, adesso c'è la Pool Scudetto, mi dispiace tantissimo di aver perso, però fa parte del gioco e andiamo avanti. Il primo avversario sarà il Sorrento, si gioca domenica. Dopo il campionato, chiuso con la promozione ottenuta quasi 2 mesi fa, è un obiettivo importante in attesa di dare un contorno definitivo alla programmazione della prossima stagione di Serie C. Grella attende l'input decisivo da parte del presidente. Gli argomenti sono assai importanti, lui ha bisogno del suo tempo per riflettere insieme ai suoi dirigenti in Australia, e poi quando mi comunica la sua decisione io mi metterò all'opera per fare in meglio quello che posso fare. Dalla pallanuoto alla pallavolo, passando per il calcio a 5, squadre siciliane sempre più protagoniste nei campionati di Serie A, tra finali scudetto e play-off promozionale. Il servizio. La Sicilia protagonista nei play-off, che siano per lo scudetto o per la promozione. Nella pallanuoto femminile l'Equipe Orizzonte ha perso gara 1 della finale per il titolo in casa della SIS Roma, 13-12 il punteggio finale, che racconta di una partita dei 2 volti, dominata dalle ragazze di Martina Micei nella fase iniziale, con la squadra catanese avanti di ben 5 gol sul campo delle capitoline, ma poi nella seconda parte è arrivata la rimonta delle giallorosse. L'Orizzonte sa però che può inseguire il risultato finale, si gioca al meglio delle 5 e mercoledì c'è gara 2 ennesima con inizio alle ore 18. Anche in campo maschile risultati prestigiosi. Ortigia e Telimar Palermo si sono arrese solo in semifinale scudetto contro le corazzate Brescia e Recco. Adesso si affronteranno nella finale per il terzo posto, che vale la Champions del prossimo anno. Nei play-out la Nuoto Catania in parità 1-1 nello scontro con Anzio, gara 2 è in programma nel Lazio martedì. La pallavolo vede protagonista la Saturnia, che sta disputando in A3 un finale di stagione di grande livello e che adesso conosce l'avversaria della finale promozione. Sarà Casarano. Domenica alle 19 al Pala Catania gara 1, l'obiettivo è portare al palazzetto 4.000 persone per rivedere uno spettacolo come quello della semifinale con Pineto. Chiudiamo con il calcio a 5, dove la Meta Catania torna a respirare aria di playoff scudetto dopo il pareggio di Eboli. Si torna dunque a 2 anni fa, quando la squadra etnea si rese protagonista di una grande cavalcata fino alla finale. Questa volta gli etnei partono dall'8° posto, gara 1 in casa al Pala Catania sabato alle ore 19 contro Napoli, poi si va in Campania dove si giocheranno gara 2 e l'eventuale Bella. Il finale di stagione fa ben sperare, 6 vittorie, un pari e 2 sole sconfitte nelle ultime 9, una rincorsa con Cipollini in panchina che è culminata con i play-off. Di fronte la prima classificata. Nella stagione regolare sono state 2 partite combattute ma equilibrate, con un pari e una sconfitta per la Meta. Sperare si può. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.